Folla delle grandi occasioni questa mattina a Villa Barbaro a Maser per l'inaugurazione di una mostra ambientale sul tema dei cambiamenti climatici. Sotto le volte di uno dei capolavori di Andrea Palladio e tra gli affreschi di Paolo Veronese e anche nel parco, 20 opere di arte contemporanea e un forte connubio tra l'antico e il nuovo. Alcune centinaia di persone hanno assistito al taglio del nastro, presenti l'assessore alla cultura della regione del Veneto Cristiano Corazzari, il sindaco di Maser Claudia Benedos e la curatrice della mostra Simonetta Gorreri Casini. Il padrone di casa, Vittorio Dalle Ore, ha parlato di un nuovo capitolo per la storia della splendida villa palladiana e ha ricordato la moglie Diamante, scomparsa l'anno scorso. L'arte, secondo Dalle Ore, non può aver miglior palcoscenico di una villa veneta. Tra le installazioni di maggiori dimensioni, Red Line di Doron Gazit, formata da tubi rossi gonfiabili connessi a rami e radici degli alberi del Cansiglio abbattuti dalla tempesta Vaia e posta proprio di fronte alla sontuosa facciata dello storico edificio.